Ci troviamo oggi in compagnia di Carlo Alberto Sartor, esperto informatico di Italica Forensis, che abbiamo già incontrato quando ci fu quel famoso episodio di attacco di massa, di cyberterrorismo. WannaCry, esatto. Oggi parliamo ancora con Carlo Alberto Sartor per analizzare un'altra criticità dei sistemi informatici, e cioè le criticità appunto del wireless. Allora, Carlo Alberto Sartor, che cosa c'è da dire sul wireless di cui tutti facciamo uso praticamente? Dunque, è un sistema usatissimo ovviamente ed ha tra le varie utilità ha anche delle criticità di sicurezza, perché il wireless veicola delle informazioni aziendali o domestiche, secondo l'utilizzo che ne viene fatto. Queste informazioni sono, diciamo, intercettabili a breve distanza da un eventuale hacker o comunque da una persona interessata ad acquisire determinate informazioni. Ecco, che cosa può fare un hacker che si connette a una rete aziendale o anche domestica? Dunque, l'intercettazione non è una connessione, è semplicemente il recepimento del traffico che viene veicolato sui wireless. Quindi possono essere raccattate informazioni di vario tipo, documenti, possono essere recepite informazioni tecniche aziendali, dettagli tecnologici della struttura che l'azienda utilizza e anche ovviamente comunicazioni personali, posta, transito di dati. Ecco, è un problema molto più serio di quanto si pensi, cioè tutti sono esposti. Che tipologie di casi abbiamo o ha avuto modo di vedere? Sì, allora il problema affligge molte aziende, anche se non sempre le aziende se ne rendono conto. E infatti per rendersene conto bisogna fare una verifica opportuna che va proprio a verificare quale percentuale di comunicazione viene emessa sulla rete wireless e quanto questa rende visibili le informazioni aziendali. Per l'ambito domestico il problema è uguale, ovviamente l'ambito domestico non ha le criticità di informazioni aziendali veicolate, però ci sono informazioni personali, quindi è comunque molto problematico. A fare una percentuale, diciamo più di metà delle aziende che utilizzano i wireless hanno una emissione rilevante delle loro informazioni aziendali nell'etere, quindi recepibili a breve distanza. Ecco, molte aziende sono attaccabili perché magari si blindano, lei mi ha spiegato prima, si blindano all'interno dell'azienda con le loro informazioni, ma sono comunque attaccabili anche da zone limitrofe, ovviamente. Sì, proprio per le caratteristiche dei wireless, la classica difesa perimetrale aziendale che cerca di confinare le informazioni all'interno dei circuiti di rete dell'azienda, trovano invece nel wireless il fatto che per caratteristiche tipiche del wireless le onde radio non si fermano coi confini aziendali, non sono facilmente delimitabili e quindi io, hacker o comunque una persona interessata a informazioni aziendali, mi piazzo nei pressi dell'azienda, al di fuori del Parcheggio, bar aziendale. parcheggio, nel bar di fronte all'azienda o mi fermo in macchina nei pressi dell'azienda, mi fermo lì e tramite ovviamente apparecchiature apposite recepisco il traffico aziendale. Più tempo mi fermo, più maggiore è la visibilità delle informazioni che È un posso. furto anche relativamente comodo. Lei diceva che possono essere messi sotto attacco o comunque vedere la propria privacy violata anche i privati, perché appunto basta avvicinarsi all'abitazione Sì, e molto facilmente appunto ricavare dei dati. C'è anche da dire che il wireless del telefonino permette una nostra, a proposito di privacy, una nostra tracciabilità continua se lo teniamo acceso. sì, cioè ogni dispositivo che ha la possibilità di connettersi via wireless ha, come dire, una specie di targa individuale, c'è una serie di numeri e lettere che contraddistingue e identifica univocamente ogni dispositivo. Quindi ogni smartphone che ha un'interfaccia wireless e questa interfaccia wireless è marcata proprio fisicamente con un numero unico al mondo. Quindi nel momento in cui io col wireless acceso transito in una zona dove ci sono degli access point accesi, Ogni access point è come se facesse una recepisce, fotografia della mia presenza. recepisce la mia presenza in termini di sono passato in quella zona dalle alle. Ecco. Concludendo, perché sarebbe un termine, sì, un argomento Molto molto, ricco. molto ricco e si potrebbe entrare nei dettagli, ma che cosa si può fare, che cosa può fare il privato e l'azienda, brevemente.
Allora, innanzitutto, sicuramente una cosa che è importante è l'utilizzo di apparecchiature che appartengono a un taglio professionale. Quindi un router wireless ben fatto limita questo tipo di problema. Poi il wireless andrebbe utilizzato solo quando è necessario, questo anche perché comunque si tratta di onde radio non proprio, diciamo, innocenti dal punto di vista anche della salute, quindi bisognerebbe minimizzare l'utilizzo del wireless. Negli smartphone, per esempio, tenere spento il wireless se non strettamente indispensabile. Questa cosa, tra l'altro, risparmierebbe anche batteria. E per le abitazioni, spegnerlo di notte oppure... L'access point o ancora meglio disattivare il wireless. Che però non ci tutela durante l'utilizzo della giornata in ogni caso, perché chiunque vicino all'abitazione potrebbe prendere le nostre informazioni. Sì. E potrebbe, tra l'altro, indovinando la password del wireless, potrebbe anche utilizzare il nostro wireless, ovviamente per usi propri, certo. per usi propri e a nostra insaputa. Ma il privato che cosa può fare allora a questo Il punto? privato può usare dei router che siano Professionali, quindi... tecnicamente adatti e può, per esempio, pensare di disattivare le funzionalità wireless, se non addirittura spegnere il router se non è utilizzato. Ultimissimissima cosa, c'è da dire che il wireless può essere anche un mezzo per i ladri, cioè per capire se si è nell'abitazione oppure no. Esatto, sì. Praticamente sempre con questi strumenti, diciamo, da hacker, quindi strumenti che hanno una profondità tecnica di utilizzo e che vengono usati nel modo sbagliato, io posso sapere se un router è connesso a uno smartphone, quindi se una persona è in casa oppure se non Quindi lo è. vedere se è attivo, se c'è qualcuno attorno oppure no. Benissimo, ringraziamo ancora Carlo Alberto Sartor per queste preziosi e anche terrificanti sotto un certo punto di vista informazioni che ci dà, comunque ci mette in allerta come sempre. Grazie appunto a Carlo Alberto Sartor, esperto informatico di Italica Forensis, e per lo Street TG di TV Web è tutto, Paolo Usinabia.